Ben ritrovati cari telespettatori, eccoci qua insieme, abbiamo piacere anche di riavere qui con noi Ivana Fogo, grazie di esserci, di supportarci perché abbiamo un capitolo difficile, aiutata e coadiuvata da Ugo Giollo. Ivana Fogo è del Dipartimento SPI Veneto e Ugo Giollo, segretario regionale dello SPI CGIL sempre Veneto. Allora parliamo, e lo vedrete nella copertina, delle RSA, e come premessa adesso Ivana spiegherà cosa sono le RSA e ci dà due informazioni, perché giustamente voi date dei nomi a delle cose che non conosciamo. La tempesta perfetta, e spieghiamo perché la tempesta perfetta. Comunque è un capitolo di trasmissione molto interessante, molto importante, che riprende temi che abbiamo già affrontato insieme ai nostri ospiti in minor tempo. Questa volta ci dedichiamo un po' di più e cerchiamo di spiegare anche meglio. Allora, chiedo intanto di incominciare a Ivana Fogo. Per i non addetti ai lavori, casa di riposo, RSA, insomma, cosa sono? Sì, beh, proprio in due parole, perché a volte per i non addetti ai lavori è un po' complicato capire la differenza. Sono delle residenze per gli anziani, le chiamiamo casa di riposo, RSA, sarebbe più corretto chiamarle centro servizi anziani, ma insomma diciamo che noi oggi ci concentriamo soprattutto su quelle che comunemente vengono chiamate case di riposo. Private e pubbliche? Private e pubbliche, che sono delle strutture, di fatto sono, così ci capiamo bene, sono delle strutture residenziali. Cosa vuol dire? Vuol dire che chi entra rimane H24. Perfetto, ma quindi RSA non necessariamente vuol dire pubblico, RSA può essere anche il privato. Può essere anche privato, i centri servizi possono essere pubblici e privati. Poi, quindi stiamo abbracciando tutto il mare magno delle tutta la strutture. Residenzialità, tutto dove vivono, no? Assolutamente. Ecco. Dicevo, pubbliche e private, naturalmente private accreditate anche, ecco, che è un'altra parola che ancora, insomma, che spesso si sentono dire, no? Comunque la cosa fondamentale da dire, poi vedremo, a noi piaceva molto il titolo RSA, la tempesta perfetta, poi vediamo il perché, ma diciamo che quello che è importante tenere presente è che è il cittadino, è la persona che sceglie il luogo dove andare, pubblica o privata. Poi vediamo come si entra e vedremo la differenza. Naturalmente ci sono differenze dirette di pagamento, diciamo, sì. No? Ecco, e lo vedremo. Noi abbiamo intitolato questa puntata La tempesta perfetta perché, come si sente dire spesso, il mondo dell'anziano, insomma, dove intendiamo le persone over 65, ci sono tutta una serie di problematicità legati indubbiamente all'età, ma legati anche a tutta un'altra serie di fattori. Nella slide successiva abbiamo proprio fatto... Ha visto tutti i fattori che sì, tutti sono i fattori concomitanti. Per cui noi dichiariamo, ecco, insomma, diciamo che è una tempesta perfetta, no? Che sono tutti fattori che non aiutano, ma in realtà fanno emergere le criticità di questa... Allora, diciamoli perché magari è scritto anche in piccolino. Non sì, lo leggo velocemente. Quella fondamentale, l'abbiamo detto centinaia di volte, popolazione sempre più anziana. Qua insomma non serve che io spieghi, l'abbiamo sottolineato tantissime volte. Sapete che insomma l'indice di invecchiamento è ormai altissimo, nel senso che è il rapporto, ecco, questo diciamolo, è il rapporto tra la popolazione over 65 e i ragazzi da 0 a 14 anni. Okay? È differenziata a seconda del comune, a seconda della regione, però insomma diciamo che oggi siamo in alcuni luoghi più di 2 anziani anche più di 2 anziani ogni ragazzo 0-14, quindi se andiamo a vedere, avevamo presentato delle altre slide in un'altra trasmissione dove 50 anni fa era l'esatto contrario naturalmente, sì. No? E qui abbiamo, ma lo sentiamo dire sempre, quindi popolazione sempre più anziana, aumento degli anziani non autosufficienti e anche qua per un'autosufficienza ha una gradualità, quindi non tutti hanno la stessa non autosufficienza, però
naturalmente sono delle ridotte capacità che possono essere fisiche o anche mentali, diciamo, no? Poi carenza di impegnativi di residenzialità. Ecco, qua cominciamo ad entrare un pochino più sul tecnico. Cosa sono le impegnativi di residenzialità? È un contributo che la Regione dà a quei cittadini che presentano un'autosufficienza di un certo grado, che consente allora di entrare nelle case di riposo con un contributo dato dalla Regione. Quindi è un supporto economico anche, che viene dato a seconda della disabilità. Dopo lo vedremo meglio, certo. Ma l'impegnativo di residenzialità è questo, è un contributo economico che la Regione dà, e poi lo vediamo come viene declinato, lo vedremo in maniera molto più chiara, non serve che io lo spieghi. Crescita continua dell'offerta privata. Ecco qua, abbiamo toccato, prima abbiamo detto strutture pubbliche e private. E noi stiamo insomma vedendo che oggi si costruiscono esclusivamente, nel nostro Veneto, si costruiscono esclusivamente strutture private, e poi andremo, accreditate sicuramente, ma poi andremo a vedere anche provincia per provincia, un po' anche di corsa, il rapporto. Perché in alcune province magari abbiamo il doppio delle strutture private rispetto alle pubbliche, se non addirittura di più, ma poi lo vedremo. Rette in aumento, ecco qua, l'impegnativa, il costo per entrare in una casa di riposo. L'impegnativa di residenzialità aiuta perché il contributo che la Regione dà per la parte sanitaria, certo. Ma comunque insomma sono in costante aumento, e poi vedremo anche la ragione. Dentro le case di riposo, come a tutte le altre strutture sanitarie o sociosanitarie, insomma, abbiamo carenza di personale. Questo è un problema che attraversa in maniera appunto trasversale tutte le nostre strutture, ma qui insomma voi capite che per la tipologia di persone a cui noi ci si rivolge è uno dei problemi. Quindi l'insieme di tutte queste criticità secondo noi ha creato una serie di difficoltà. Naturalmente, per cui noi vediamo che rispetto a tutte le, adesso se andiamo avanti vediamo intanto la situazione la in nostra, Veneto. Chi siamo noi, che popolazione abbiamo in Veneto. Sapete che in Veneto insomma siamo oltre 4 milioni di abitanti, ma di questi 328.000 sono over 65. E sono 328.000 over 65 non autosufficienti. Mi pare che quella è una slide che è un'altra, sì, quindi sarebbero i numeri in Veneto, oltre 328.000 over 65, 28,4% della popolazione over 65. Questa è tra l'altro la relazione sociosanitaria Regione del Veneto 2023, eccola qua. Sì. Ecco, questa è quella i 328.000 over 65 non autosufficienti. Perché gli over 65 sono di più, ok? Ma questi sono quelli non autosufficienti, naturalmente con un grado di non autosufficienza differenziato, e poi vediamo perché e come viene certificato il grado di non autosufficienza. Naturalmente, come hai detto tu, non sono dati nostri, sono dati recentissimi della Regione del Veneto. No, ma è bene sottolineare la fonte, perché poi abbiamo avuto sì, alcuni che hanno detto ma questi numeri da che li prendono fuori? No, sono fonti ufficiali. No, la Regione del Veneto ha fatto una relazione, lo fa tutti gli anni, questi li abbiamo proprio presi dall'ultima relazione, tra le altre robe è una relazione corposa dove dentro si trovano tantissimi dati che noi insomma analizziamo e li riportiamo, perché meglio della Regione chi ci può essere. Collegati al problema della non autosufficienza abbiamo voluto mettere anche il numero delle badanti, che sono quelle che assistono, quelle persone che assistono i nostri anziani quando non entrano nelle RSA, ma sono un grande supporto, a volte l'unico supporto che la famiglia ha. Certo. O che l'utente ha, perché anche qua bisogna vedere, abbiamo le famiglie alle spalle o c'è, quindi insomma sono 80.000 badanti, vedete che è un numero davvero elevato, di cui
circa 30.000 con contratto. Questa, la fonte è l'Università Bocconi, da un'indagine che fece nel 2018. Anche qua insomma ci sarebbe molto da dire, no? Perché vuol dire che le altre 50.000, se questi numeri sono corretti, sono in nero, e questo è un problema grandissimo per le persone, ma anche, io dico, per le famiglie, mi permetto di dire. L'altra questione è questa: quando una famiglia ha bisogno di un assistente familiare, che chiamiamo insomma badante, quella famiglia si trasforma in un datore di lavoro. E questa è un'altra questione importante, e quindi insomma bisogna, a volte anche le famiglie hanno bisogno del supporto per capire, per comprendere qual è, ma sicuramente noi non possiamo far altro che dire che queste persone devono sempre, comunque, essere assunte con contratto di lavoro. E se non lasciarle... Per tantissime ragioni, quindi ci permettiamo di mettere le mani anche velocemente su questa questione. Sempre in quella slide avevamo dei dati per far vedere un po' qual è la mole delle prestazioni che vengono date. Avevamo i dati del 2022, gli accessi giornalieri ai servizi sono quasi 47.000, sono stati nel 2022 47.000, certo. Gli anziani, ecco, in RSA sono 30.755, non è mica neanche, cioè sono numeri importanti, di cui 26.500 con quella impegnativa di residenzialità che dicevamo prima, no? Quindi certo, con il contributo regionale per la quota sanitaria, e mentre ce ne sono 1.315 senza impegnativa, quindi pagano tutto, pagano tutto. E poi abbiamo tutte le liste d'attesa, perché questi sono quelli che sono entrati nel 2022, poi ci sono tutte le liste d'attesa. Parliamo velocemente dell'impegnativa di residenzialità. Vediamo la slide successiva. Perché infatti magari le persone a casa ci sentono dire, no? Allora, dicevo prima, è il contributo che la Regione riconosce alla persona, al cittadino non autosufficiente, per la parte sanitaria, per l'assistenza sanitaria presso i centri di servizi per anziani, quindi le case di riposo, i centri diurni, eccetera. Qui c'è stata una novità. Una volta erano due le impegnative, i due livelli le due somme insomma che venivano giornaliere, che venivano date alle famiglie in base alla gravità dell'utente, della persona. Dal 1° luglio del 2022 il contributo è diventato unico, quindi e anche la graduatoria, scusate, è diventata unica, per cui il contributo è di 52 euro al giorno, pari a 1.560 euro al mese. Come si fa a ottenere questa impegnativa di residenzialità? Quali sono i criteri? Allora, prima di tutto noi insistiamo molto nel dire che le famiglie, o l'utente, diciamo la famiglia, la persona che si occupa della persona anziana, del non autosufficiente, è bene che si rechi presso le strutture, perché non è vero che non c'è niente, c'è molto poco, ma bisogna andare a ricercare come si fa ad entrare nella rete dei servizi. Allora, naturalmente il medico di base è la persona più indicata, di solito è anche la più vicina, o comunque il distretto sociosanitario del proprio territorio. E lì c'è il punto unico di accesso, e lì si incomincia il percorso, che di solito comunque parte dal medico di base, perché bisogna prima di tutto individuare l'invalidità e il grado di invalidità, e quindi attraverso il medico di base si fa la richiesta della certificazione dell'invalidità. Quindi un ruolo molto importante il medico di medicina generale. Medico di base, sempre. Medico di medicina generale, insomma, ci sono problemi, si fa fatica, sono meno, ci sono delle zone dove il medico non c'è più. Passare da lui. Però bisogna, io dico sempre, insomma, fate di tutto per incrociare il medico di base, il quale di solito, quasi sempre, insomma, individua, comincia il processo e sa anche indirizzare le persone.
che cosa avverrà? Che su richiesta della certificazione dell'invalidità viene costituita questa c'è una parola difficilissima, ma insomma l'unità di valutazione multidimensionale distrettuale, cioè è una commissione e lì dentro ci sono, di solito c'è il medico di base, c'è uno specialista, ci sono gli assistenti sanitari, sociali. Ma che hanno a che fare direttamente con la persona. Certo, perché quella commissione valuterà quella persona, quel cittadino, e darà poi la commissione darà appunto la scheda, quella che sentiamo noi, diciamo sempre, la scheda SVAMA, cioè è la scheda di valutazione multidimensionale dell'adulto e dell'anziano, cioè verrà valutato. E poi viene scritta questa scheda, compilata questa scheda. E in base a quella si capisce che contributo si potrà ricevere. Da quella esce un punteggio, lì dentro esce la SVAMA, insomma, individua il profilo di non autosufficienza attraverso un punteggio, perché darà una valutazione, sono dei parametri, si fa poi, insomma, quindi c'è una commissione e lì esce la gravità della non autosufficienza. E di conseguenza il contributo che può essere erogato. E di conseguenza a quel punto lì, quando si ha in mano questa SVAMA, si può accedere, è quella che consentirà di accedere alla casa di riposo, all'RSA, sulla base delle graduatorie. E ci sono le graduatorie. Perfetto. Ovviamente quando l'autosufficienza è più grave prima più possibilità c'è di accedere. Interrompo un attimo, abbiamo la pubblicità, per questo vediamo quante il problema di queste impegnative di residenzialità, se sono sufficienti oppure no in base alle esigenze, alle domande che effettivamente vengono emesse. Parliamo di questo sempre sul canale 19 dopo la pubblicità, tra pochi secondi. Allora, sempre supportati dai nostri esperti dello Spicigelle, stiamo spiegando le modalità con cui si accede alle RSA, alle case di riposo. Poi importantissima è questa scheda, come si chiama, scheda SVAMA, in cui viene segnato il punteggio di invalidità della persona, perché sulla base di questa scheda c'è anche un punteggio per accedere in una graduatoria alle case di riposo. Più alto è il punteggio, più si accederà facilmente alla struttura con un contributo economico anche più importante, giusto? Ma io posso scegliere dove andare? Cioè, se sono a Treviso devo andare in una casa di riposo che mi viene affibbiata a Treviso, oppure posso andare a Padova se sono di Padova? Come funziona questa cosa? Allora, questo è importante, perché una volta che ho in mano la scheda di valutazione che mi dice il mio grado, no? di invalidità o di non autosufficienza, sono io che decido, io intendo io utente o io famiglia, insomma, no? Che decido dove andare a spendere, diciamo, no? Dove utilizzare questa mia SVAM, questa mia scheda, questo mio punteggio. Dove andare a ricoverarsi anche la persona. In linea di massima, allora si può andare anche in un'altra ULSS, no? Perché chiaramente, o un'altra provincia, non è vietato, però è sempre preferibile, e comunque vediamo che è quello che avviene, vicino a casa, vicino a casa, vicino ai familiari, vicino a quello, no? Perché non è che viene l'utente, il cittadino entra in una casa di riposo e viene abbandonato lì, anzi insomma è proprio l'esatto contrario, quindi di solito la famiglia, insomma, comunque sceglie il luogo dove andare e la contatta questa casa di riposo, e lì si va a vedere che graduatoria c'è, perché anche qua certamente il punteggio è importante, è fondamentale per poter entrare. Allora, se noi andiamo a leggere le varie delibere, ma non solo, insomma, ci dicono che io ho superato un punteggio di 60, perché il punteggio va da 60 a 100, superato il punteggio di 60 io posso entrare, io ho il requisito per entrare, ma non è un diritto avere 60 o 65 o 70. Chiaro, ho il requisito, quindi con quello posso, no? Se ho superato i 60 punti, la mia, adesso 65 punti vuol dire che c'è una non autosufficienza non gravissima, però c'è, è stata riconosciuta. Difficile, adesso io così insomma no, è difficile entrare con quel punteggio lì in una casa di riposo, credo in tutto il Veneto, non le conosciamo tutte, ma insomma.
chiaramente più elevata è la non autosufficienza, prima entro, però devo andare a vedere nella casa di riposo che io ho scelto che tipo di graduatoria c'è. Perché magari nel momento in cui io vado lì in quella casa di riposo non c'è posto, e quindi se anche io ho 90, che è un punteggio... Ma quindi una persona però, se è emergenza, che deve entrare assolutamente, non può stare a casa, può andare anche in un'altra provincia, insomma, dove si libera un posto. Però di solito è preferibile cercare più case, un consiglio molto pragmatico, no? Si può fare la richiesta in più di una casa di riposo. Quindi eventualmente si può arrivare fino a 5, no? La preferenza in 5 case di riposo, quindi è preferibile informarsi nel proprio territorio cosa c'è intorno a dove abiti o dove abita la famiglia e vedere e mettere in lista in 5 case di riposo. In modo che il primo posto si possa entrare. Ecco. E questo è, ripeto, l'impegnativa di residenzialità è quel contributo di 52 euro al giorno, quindi 1.560 euro che dà la Regione. Perfetto. Se noi teniamo conto che, così capiscono, se noi teniamo conto che, ne parlerà benissimo Ugo, ma se noi teniamo conto che entrare in forma privata, diciamo, dentro a una casa di riposo, che sia pubblica o privata, il costo è di circa 3.000 euro al mese, ok? Potrebbe essere 2.008, potrebbe, insomma, capite che avere un contributo di 1.560 euro non insomma, è la metà, quindi è importante. Quindi la scelta è su 5 case, la preferenza è su 5 strutture, conviene vedere intorno alla propria... Ecco, quindi questo impegnative di residenzialità però sono insufficienti, questo è un aspetto, lo possiamo vedere, perché è fondamentale, proiezione dal 2021 al 2024, un aumento però dei benefici. Sì, certamente, perché la Regione dal 2022 in poi ha previsto un aumento di 1.000 impegnative di residenzialità all'anno, per cui se noi vediamo dal 2021 al 2024, vedete, abbiamo anche proprio indicato come una scaletta, è vero, arriviamo intorno nel 2020, adesso nel 2023 siamo a 29.000, ricordiamoci però che ne abbiamo più di 30.000 attualmente noi abbiamo visto il primo dato, no? Nel 2024 arriverà intorno a 30.000, ma comunque sempre su informazioni che arrivano dalla Regione, nel 2024 entreranno l'87% degli ospiti arriveranno a beneficiare di questa impegnativa contro il 75% del 2021, quindi c'è un fattore positivo, però va anche detto che, come abbiamo visto, no, all'inizio, i punti di criticità, la popolazione intanto invecchia. Vediamo il contributo economico, che anche questo è abbastanza rilevante, cioè la quota sanitaria di accesso al servizio residenziale. Sì, questo è un contributo economico che è stato deciso durante il Covid. La Regione ha fatto una precisa delibera e l'ha istituito nel 2020. Questa non è un'impegnativa, ma è una quota accessoria, una quota diversa che la Regione ha stanziato e che continua a stanziare. Questo è importante dirlo, quindi è nata nel 2020 ma continua ad esserci, e viene data, è una quota giornaliera di 30 euro che viene data all'utente o alla sua famiglia se si usufruisce del mercato, se l'accesso avviene attraverso il mercato privato. Cosa vuol dire? Vuol dire che io magari non riesco ad avere l'impegnativa di residenzialità, o perché il mio punteggio è basso, o perché non riesco, le liste d'attesa sono lunghe e non riesco ad entrare in quelle 5 che posso aver scelto io. Posso entrare anche in un mercato libero, che vuol dire privatamente, sia nelle strutture pubbliche che in quelle private, ok? Ma entro pagando la quota intera, circa 3.000 euro che dicevamo prima. Quindi questi 30 euro sono 300 euro, sono 900 euro al mese, che a chi entra nelle strutture private senza residenzialità possono ricevere, quindi un aiuto che viene dato. Questo allora entra non seguendo le liste d'attesa, basta che ci sia un posto letto libero, naturalmente, perché questo è ovvio, credo che questo sia ovvio, e però non viene assegnato
tout court, ma la persona, la famiglia deve fare la richiesta di questa quota. Quota che viene assegnata non alla persona stessa ma alla struttura, alla casa di riposo, e quello va ad incidere, ad abbassare quella quota intera, quella quota che io pago privatamente quando entro assolutamente privatamente. Questo può essere un aiuto, naturalmente, no? È un aiuto in una situazione in cui le rette delle case di riposo aumentano, che infatti vediamo anche questo. Però attenzione, questa è una cosa, è un contributo, l'impegnativa di residenzialità è un'altra, sono due ragionamenti diversi. Può essere che per una qualche ragione entro utilizzando, quindi a quota intera chiamiamola, no? La quota che si riesce ad ottenere in quella struttura, perché anche le quote, le cosiddette, le quote mensili, diciamo, sono diverse, da struttura a struttura bisogna anche un po' vedere, no? Ecco. Infatti io direi chiedo alle rette in aumento di vedere la slide perché si capisce appunto i costi che voi avete segnato. Sì, dopo vedremo anche quella. Ecco, quindi questo è importante. È importante sapere che è su richiesta della famiglia, non viene data così a tutti, tant'è che se noi poi vediamo alla fine di questa slide c'è scritto che in alcuni territori ne hanno utilizzato di più, alcuni di meno. Chi lo sapeva? Probabilmente noi pensiamo proprio legato al fatto di chi lo sapeva e chi no, quindi è importante tenere conto anche di... Naturalmente se c'è un aggravamento e poi successivamente la stessa persona che è dentro di quella casa di riposo riesce ad avere l'impegnativa di residenzialità, ecco che allora si perde questa e si prende, cioè è importante, insomma, è un mondo che è importante conoscerlo, perché ci possono, insomma, nelle difficoltà ci possono essere degli aiuti. Io terminerei davvero facendo vedere la slide dei centri servizi, dei nostri centri servizi, quali sono in Veneto. Veneti, sì. Quindi eccolo qua, abbiamo un totale di 339 centri servizi, di cui 206 privati e 133 pubblici. Lì poi nella slide li vediamo anche suddivisi per provincia, ed è interessante vedere, insomma, la proporzione, no? Non tutte le province, ci sono certe province che hanno molte case private, case di riposo private, altre, insomma, dove c'è ma sostanzialmente l'importante è che ci sia il contributo della regione, perché il contributo della regione, l'impegnativa, perché tanto anche nel pubblico devi pagare. Come? Anche nella casa di riposo pubblica bisogna pagare. Se entri privatamente, sì, cioè l'impegnativa di residenzialità, quindi 52 euro al giorno, se hai l'impegnativa li puoi usare in tutte le case di riposo. Tutte, anche nelle private, accreditate ovviamente, ma tutte sono accreditate. Se entri privatamente, cioè pagando la quota intera, puoi entrare in tutte le strutture, perché anche le pubbliche possono avere posti letto privati. C'è quindi una quota di passetto. La differenza sta naturalmente nella retta che pago. Si può mettere a disposizione. Quindi è importante capire tutti i percorsi e capire tutti i vari segmenti. Grazie Ivana, allora passiamo subito alla pubblicità, diamo la parola dopo la pubblicità a Ugagiolo, perché vediamo anche il discorso dell'aumento delle rette che in ogni caso c'è, e un po' il sindacato che cosa chiede. Pubblicità, pochi secondi, restate con noi, canale 19. Allora Ugagiolo, adesso a lei la parola, perché abbiamo anche il discorso di queste benedette cifre che sono importanti per le famiglie, per chi deve sostenerle, che un po' sono in aumento. C'è anche un contributo da parte della regione, sappiamo, però c'è sempre una parte che va pagata dal cittadino, dall'ospite. Sì, in qualsiasi struttura, in qualsiasi centro di servizio, sia pubblico sia privato, chi è ospite ha due quote, una è considerata la quota sanitaria di cui ha parlato Ivana fino adesso, e l'altra è la cosiddetta quota alberghiera. In realtà nella definizione generale dovrebbero più o meno corrispondere le due quote. Abbiamo detto che quella sanitaria è di 1.560 euro al mese. Non è altrettanto vero che la cifra ha questo valore per quanto riguarda la quota alberghiera, perché molto spesso si va oltre,
e noi abbiamo dei dati che ci dicono che insomma si va dai 1.600 ai 2.400 euro mensili per quanto riguarda la quota alberghiera. Qua nascono due problemi che noi stiamo ponendo. Il primo, stanno aumentando le rette. Il segnale che abbiamo da parte sia degli anziani che si rivolgono a noi, sia delle nostre leghe dei pensionati e sia anche da parte degli stessi enti o associazioni che rappresentano le case di riposo, ci dicono che tra l'aumento dei costi energetici, tra l'aumento dato all'inflazione per quanto riguarda tutti gli altri costi, in realtà tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024 c'è un rischio di aumento serio di quelle che sono le quote che ogni singolo utente dovrà pagare, e questo è un problema. Dall'altro noi abbiamo chiesto alla Regione di rivedere sia nel numero ma anche nella cifra le impegnative di residenzialità, perché per venire incontro alle famiglie che già devono sborsare una quota importante è evidente, insomma, bisognerebbe aumentare il valore delle impegnative di residenzialità. Ivana diceva prima, qualche tempo fa, con una legge si è passati da 2 valori di quote di residenzialità a uno solo. In questo caso noi abbiamo criticato fin dall'inizio quella operazione, perché in realtà è vero che si aumentava la quota più bassa, ma si diminuiva quella più alta. Prima aveva un valore di 56 euro al giorno, adesso ha un valore di 52. Quindi in qualche maniera, almeno per tutti quelli che entravano nelle case di riposo dopo questa delibera, allora bisognerebbe andare a rivedere il valore di queste impegnative di residenzialità, aggiornandole rispetto a quello che è stato e che è l'aumento dei costi. Dall'altro il tema anche dei stessi posti. Perché in questi anni in realtà è aumentata di molto la popolazione anziana. In realtà con l'aumento della popolazione anziana, per fortuna per l'aumento della popolazione anziana, ma è aumentato anche il livello delle non autosufficienze. E quindi probabilmente quei 30.000 posti che abbiamo visto, 31.000 posti che abbiamo visto non sono più sufficienti. Tanto è vero che è esperienza giornaliera il fatto che, contrariamente a quello che succedeva nell'epoca pandemica, oggi hanno ricominciato ad esserci le liste d'attesa e quindi la necessità di aspettare magari tempi anche lunghi per entrare, oppure farsi carico totalmente della spesa appunto per entrare. E quindi questi 2 punti sono per noi assolutamente fondamentali. La seconda è, da questo punto di vista, noi diciamo che su questo tema sarebbe necessario che la Regione avesse un confronto con i vari interlocutori che si occupano dei centri di servizio, quindi certamente con chi sta nel settore, quindi con le associazioni che rappresentano le case di riposo, ma anche con le organizzazioni sindacali che rappresentano da un lato i pensionati e dall'altro i lavoratori. Sapendo che anche qua c'è un problema serio, così come nel settore sanitario, anche in questo settore c'è una forte carenza di personale professionale per questi servizi. Tra l'altro sono anche servizi in cui il personale viene poco gratificato dal punto di vista economico,
ed è poco gratificato anche dal punto di vista dell'immagine sociale, quando invece questo è uno dei terreni in cui davvero le persone in una condizione di particolare fragilità, perché ricordiamoci che chi entra in questi centri di servizio molto spesso ha patologie molto pesanti e una fragilità molto, molto ampia, ha bisogno di avere dei servizi di alta qualità, e da questo punto di vista anche i lavoratori dovrebbero essere riconosciuti per quello che pongono, sia dal punto di vista umano sia dal punto di vista professionale. Allora, vediamo anche rapidamente, chiedo alla regia le slide, cosa chiede il sindacato a livello unitario. Rapidamente facciamo una scorsa in modo da far capire qual è la situazione. Vediamole qua insieme. Introdurre per i redditi più alti l'addizionale regionale. Questo le reti in aumento, appunto, l'abbiamo visto. Questo lo vorrei dire per ultimo, perché serve... Procediamo. Sì. Allora, dare un'accelerata, ho detto prima, ai tavoli di confronto fra organizzazioni sindacali e regione. Io direi una cosa addirittura in più, avere un tavolo specifico, perché è vero che come confederazioni noi abbiamo dei tavoli in cui parliamo di tutti i servizi socio-sanitari della Regione del Veneto, al di là del giudizio che possiamo dare sul fatto se sono produttivi o non sono produttivi, ma io credo che un tema di questo tipo così importante richiederebbe un tavolo a sé stante, appunto, tra tutti i soggetti. Aumentare il numero delle impegnative di residenzialità, l'ho detto prima, non solo bisognerebbe portarlo al 100% di chi ha diritto, perché se io faccio tutta la procedura che ha detto la Ivana e emerge dalla scheda Svama che sono in una condizione con una percentuale estremamente alta, non si capisce perché, nonostante questo, non posso avere l'attribuzione dell'impegnativa di residenzialità. Aumentare i posti riservati. Allora, c'è da questo punto di vista poi io ho altri due problemi. Uno, l'ho detto prima, dovremmo rivedere la necessità complessiva di posti nei centri di servizio. Su questo è vero che c'è un problema, perché negli ultimi anni, negli ultimi 15 anni, è aumentato di molto il peso delle strutture private mentre le strutture pubbliche sono rimaste un po' al palo. Andrebbero riviste le norme, bisognerebbe fare quella famosa riforma delle IPAB che doveva essere fatta 20 anni fa e che non abbiamo ancora fatto in Veneto, ma bisogna anche aumentare i posti riservati ad alcune patologie specifiche, che sono l'Alzheimer, gli stati vegetativi permanenti e le SLA. Siamo arrivati al termine. Battuta finale, cos'altro chiedete? Battuta finale, è chiaro che tutto questo richiede un aumento delle risorse che la Regione mette a disposizione. Qualcosa è stato fatto? O la Regione li tira fuori dentro le pieghe del proprio bilancio, e quello che ha fatto ultimamente, secondo noi, ma non solo secondo noi, non è sufficiente, oppure decide di fare l'operazione che da tempo chiediamo, e cioè quella di istituire una addizionale IRPEF sugli alti redditi, non sui redditi medio-bassi, ma sugli alti redditi. Il Veneto è una delle poche regioni che non ce l'ha, e questo purtroppo poi lo pagano tutte le famiglie del Veneto. Grazie Ugargiollo, grazie a Ivana Fogo di aver cercato di semplificare il più possibile questo percorso, che comunque è abbastanza complesso, ci rendiamo conto. Riascoltate la trasmissione, quindi a chi fosse interessato per vedere i vari step e poi soprattutto la soluzione, a un certo punto rivolgersi a un centro dello SPCGL dove si possono avere tutti i suggerimenti per non perdere delle opportunità di supporto e di aiuto per far entrare il proprio caro, il proprio familiare o se stessi in una struttura quando questo diventa necessario, a volte addirittura indispensabile. Grazie di essere stati qui con noi, grazie ai telespettatori di averci seguito, noi ci vediamo presto. Grazie a voi.